Incontro stamani di tutti i sindaci della provincia con il prefetto Nicola Diomede. Tra l'altro avete presentato anche un documento congiunto lo scorso 20 novembre in cui chiedete maggior sicurezza. Anche lei è stato vittima di intimidazioni. Sì, sono stato vittima di intimidazione e non sono rimasto fermo perché, come spiegavo stamattina, il cittadino che decide di candidarsi a sindaco è il cittadino che spera di migliorare le sorti della propria comunità. E andare a fare il sindaco consapevole che sono situazioni difficili le nostre e lasciarle tal quale vuol dire non lavorare per migliorarle. Allora ci stiamo ponendo il problema in modo consapevole ai sindaci di incontrarci, non per piagnucolare ma per individuare quali possono essere le soluzioni a questo problema, e quindi per farlo abbiamo scelto l'interlocutore primario sui territori nelle periferie, che è la prefettura. Stamattina quindi questo incontro, a seguito dell'incontro che abbiamo avuto a Castrofilippo, per individuare quali possono essere gli aspetti fondamentali da affrontare. Uno degli aspetti che stiamo chiedendo è un intervento attraverso i fondi PON sicurezza che sia organico sul territorio e di alto profilo per quanto riguarda il controllo del territorio, la sorveglianza del territorio in modo diffuso, armonico, non lasciato alla spontaneità dell'azione del sindaco, al virtuosismo di un sindaco a me contro un altro che non l'ha fatta quella iniziativa. Lei per prima è stato oggetto di minacce, ma come lei e tanti altri suoi colleghi. Ma io dico ormai che non c'è più nessun sindaco, credo, della provincia di Agrigento che non abbia almeno una volta nella sua carriera ricevuto una minaccia. Noi non siamo coraggiosi, noi siamo stati chiamati dal popolo a governare le nostre città. Non ci impaurisce certo, lo voglio sottolineare ancora una volta, le minacce che ci arrivano da parte di qualche sconsiderato o da qualcuno che è legato più o meno alla criminalità comune e organizzata. Noi siamo stati eletti per governare e lo faremo fino all'ultimo nella piena lucidità del nostro impegno, che è innanzitutto politico ma che è anche di democrazia e di libertà. Anche lei, sindaco di Castrofilippo, ha ricevuto delle minacce di recente. Il sottoscritto è stato di recente bersaglio di atti così che tendono di piegare la volontà dell'amministrazione comunale a quelli che sono i propri interessi particolari. È chiaro che c'è la necessità di avere maggiore sicurezza per tutti gli amministratori che operiamo in un territorio così difficile. Nessuno di voi, nessuno dei sindaci della provincia la scorta. A questo punto cosa chiedete? Sicuramente il problema non è della scorta al singolo sindaco o al singolo amministratore, è necessario quindi che le forze dell'ordine pongano in essere un maggiore controllo del territorio, ma nello stesso tempo chiediamo che si pongano in essere atti concreti da parte dei governi nazionali e regionali che diano ai singoli comuni e quindi all'amministrazione comunale di poter meglio rispondere alle esigenze delle comunità.